Bene, bene, eccoci qua, siamo in diretta. Buonasera, buonasera a tutte le persone che hanno deciso di collegarsi e accompagnarci a questa nuova iniziativa del Manifesto Sardo Live in cui vogliamo discutere e confrontarci sulle ragioni del no nel referendum costituzionale sul taglio del Parlamento. Buoni motivi per dire no, perché ridurre il numero dei parlamentari è contro la democrazia. Questo è il titolo che abbiamo scelto per questa videodiretta che vi ricordo si svolge in diretta dal sito, dalla pagina Facebook e YouTube del Manifesto Sardo. Questa diretta è organizzata in collaborazione con Aladin Pensiero, il Comitato di Iniziativa Costituzionale e Statutaria, i Comitati Sardi per la democrazia costituzionale e l'Associazione per la Sinistra per un'altra Europa. Voglio ringraziare in particolare anche gli amici e le amiche di Insieme in Rete, un'organizzazione che sostiene il no al taglio dei parlamentari dai primi giorni di marzo, dalla vigilia del rinvio della consultazione, e il loro no lo hanno ribadito anche oggi diffondendo la nostra iniziativa. Benvenute e benvenuti anche alle nostre ospiti, ai nostri ospiti, Lucia Chessa e Marco Ligas dei Comitati Sardi per la Democrazia Costituzionale, Biase D'Andrea, responsabile nazionale dell'organizzazione dell'Unione degli Studenti, Vittoria Gheno, coordinatrice del comitato a Bassano Non si taglia, studentessa di giurisprudenza e attivista di Insieme in Rete e del comitato per il no al taglio del Parlamento. Danilo Lampis, che si collegherà più tardi con noi, un amministratore comunale di Ortueri, e Luigi Pandolfi dell'Associazione per la Sinistra per un'altra Europa. Questo è il quarto referendum costituzionale nella storia della Repubblica, un referendum che è nato per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Questa riforma che prevede un pericoloso taglio disorganico del 36,5% dei componenti in entrambi i rami del Parlamento, da 630 a 400 seggi alla Camera e da 315 a 200 seggi al Senato. Questo referendum ci pone di fronte a alcune domande. La democrazia ha un prezzo? Tagliare la democrazia e la rappresentanza democratica è davvero l'unico modo per migliorare la qualità degli eletti? E poi questo taglio risolve veramente i problemi del funzionamento delle nostre istituzioni? Nel presentare il nostro primo intervento, Lucia Chessa dei Comitati Sardi per la Democrazia Costituzionale, vorrei evidenziare come movimenti che sostengono il no non sono nati oggi e arrivano da lontano. In Sardegna le organizzazioni che stanno pianificando in queste ore la campagna per il no erano già attive nel contrasto della riforma costituzionale Renzi-Boschi, che è stata bocciata nel referendum del 4 dicembre 2016, ed erano sempre attivi questi movimenti nell'immaginare una nuova legge elettorale sarda, alternativa all'attuale legge truffa, una nuova legge democratica che porta l'uguaglianza del voto senza gli stravolgimenti generati da qualunque premio di maggioranza e soglie di sbarramento, che porti all'introduzione di un sistema elettorale più democratico, proporzionale, l'introduzione della doppia preferenza di genere, con l'abbandono del modello presidenziale in favore di un modello parlamentare. Lucia Chessa, prego. Sì, grazie. Grazie al Manifesto Sardo per aver organizzato questo incontro e grazie a tutte quelle persone che hanno ritenuto opportuno dedicare il loro tempo ad una questione così importante sulla quale purtroppo è caduto un silenzio disarmante. Infatti la questione del silenziamento del referendum di riforma costituzionale che è previsto per settembre è il primo problema che io vorrei porre. Cioè io trovo inaudito che una democrazia che intende riformare se stessa
e alterando in modo così pesante la conformazione del Parlamento e dunque il suo funzionamento e dunque la capacità del Parlamento di rappresentare un paese, ecco, ritengo incredibile che in una questione di questo tipo passi così sotto silenzio. Questo è un sintomo, uno dei tanti sintomi della difficoltà della democrazia cosiddetta, se ancora possiamo chiamarla tale, è uno dei sintomi della difficoltà della democrazia nella quale noi viviamo. Una democrazia che intende, non perché non siano possibili riforme, ma una democrazia che intende riformarsi ha il dovere di avviare nel paese un dibattito e di insomma definire, di attivare confronti, no? Circa una questione di questo tipo. Invece ciò che è successo è il contrario, cioè tutto quello che è stato detto riguardo a questo referendum ha una carica populista così drammaticamente pesante che toglie praticamente sostanza alle questioni che andranno, alle cose che andranno modificate qualora maleauguratamente in questo referendum vincessero i sì. A maggior ragione questo confronto è necessario in un referendum dove non è richiesto il quorum. Quindi le persone devono essere informate anche per scegliere di andare a votare, no? Anche per appunto scegliere di andare ad esprimere la loro opinione. Io credo che non sia casuale questo referendum, questo silenzio sul referendum, perché è probabile che se non si attiva velocemente questo confronto nel paese, finirà che andranno a votare anche pochissime persone e pochissime persone intaccheranno con la loro volontà, per carità regolarmente espressa, comunque le strutture di questa democrazia. Quindi è importante, ecco, secondo me, che le persone capiscano l'importanza dell'appuntamento di settembre. Non si tratta solo di ridurre, qui sì, si riduce il numero dei parlamentari, ma le conseguenze sono a tutto campo. Viene modificata diciamo, il funzionamento del Parlamento. Occorrerà per esempio riscrivere e ridisegnare, ridefinire i collegi elettorali e questo non è indifferente, produrrà degli effetti sulla rappresentanza, cioè sulla possibilità che il Parlamento rappresenti oppure non rappresenti il paese che governa, il paese per il quale scrive le leggi. L'altra questione che intendo porre velocemente è la seguente. Negli ultimi decenni ci sono stati ripetuti attacchi alla democrazia parlamentare nella quale viviamo, cioè ripetuti attacchi a questo sistema che ha un funzionamento preciso. I cittadini eleggono il Parlamento scrive le leggi e quel Parlamento deve rappresentare i cittadini. È semplice. Allora ci sono stati negli ultimi decenni una serie di interventi, per esempio sulle leggi elettorali, che hanno compresso questa capacità del Parlamento di rappresentare il Paese. Ci sono stati altri livelli di attacco a questa funzione rappresentativa del Parlamento. Mi riferisco ad una generale marginalizzazione
non solo del Parlamento, ma di tutte le assemblee elettive. Ecco, mi riferisco per esempio alle assemblee regionali con l'elezione diretta dei presidenti, al destino attuale delle province, le quali esistono, ma non esistono i consigli provinciali, cioè si sta andando piano piano nel tempo ad eliminare tutto ciò che rappresenta i cittadini. Questo è l'ultimo attacco, però diciamo la direzione è sempre la stessa. L'ultimo non so neanche se diciamo l'ultimo nel senso di più recente, ma non sappiamo purtroppo se è l'ultimo questo. Nessuno di noi può immaginare dove potrebbe finire una continua delegittimazione della funzione parlamentare. Come si delegittima il Parlamento? Anzitutto ci sono dei sistemi di selezione dei parlamentari che delegittimano il Parlamento, cioè queste leggi elettorali hanno determinato un sistema di selezione per cui il Parlamento purtroppo spesso non va il migliore, spesso va quello più disponibile all'obbedienza, per esempio, no? Più disponibile all'allineamento. Mi riferisco, per esempio, sempre nel filo di questo discorso, all'attacco che c'è verso un principio costituzionale importantissimo che è l'assenza di vincolo di mandato. Chiaro che se io inizio a dire che il parlamentare va lì e deve fare quello, non quello che in coscienza sente nella sua funzione di rappresentante di coloro che l'hanno votato, ma deve andare lì a fare ciò che gli chiede il partito, dopo è un attimo dire, come diceva Berlusconi, tanto vale che votino solo i capigruppo. Quindi cioè l'attacco al nostro sistema parlamentare purtroppo è a tutto campo, purtroppo di lungo tempo, non è di oggi, ma questo è un passaggio cruciale, Quindi io veramente auspico una mobilitazione generale a respingere questo tentativo, come c'è stata nel 2016 per respingere la riforma Renzi-Boschi. Quel passaggio della storia d'Italia ci dimostra che è possibile, ci dimostra che anche senza strumenti, senza grandi giornali, senza grandi disponibilità economiche, senza strumenti di questo tipo, dimostra che dal basso è possibile, mobilitandosi, determinare una direzione. E spero che ciò che è avvenuto in occasione del referendum del 2016 venga in Italia replicato. Un'ultimissima cosa, perché mi rendo conto che ho pure sforato di alcuni minuti. No, non hai sforato, no, tranquilla, Lucia, non hai sforato. Ok, allora, sulla questione della economica, che è l'unica argomentazione che viene messa in campo da chi ha promosso questo referendum e da chi non ha avuto il coraggio di rigettarla, no? Quella motivazione, cioè il risparmio che si effettuerebbe operando questo taglio di parlamentari.
io credo che noi non abbiamo intenzione di nasconderci rispetto a questa argomentazione qui, che è molto sentita ed è anche molto sentita a ragione, secondo me. Nel senso che io stessa per prima ritengo che la questione della sobrietà, chiamiamola così, della sobrietà degli eletti, che non devono essere casta, no? La questione della sobrietà degli eletti per me è fondamentale. Non è che io dico, ma figurati cosa risparmiamo, no, non è quello il punto, cioè la questione della sobrietà degli eletti è anzitutto un fatto etico, no? Di rispetto delle difficoltà che ci sono attorno al Parlamento, non nel Paese, tra le persone. Ma voglio fare un ragionamento. Io sono convinta anche che sotto questo aspetto si è esagerato, veramente si è esagerato in 1000 modi, ok? Ma ciò che sta avvenendo paradossalmente è questo, che se quella esagerazione indecorosa, dal mio punto di vista, non la sto minimizzando, a causa di quella esagerazione il Paese ha pagato un costo, cioè i cittadini hanno pagato un prezzo di carattere economico. Ma trovo paradossale che per rispondere a quella esigenza si intenda far pagare un altro prezzo ai cittadini. Prima hanno pagato e abbiamo pagato sul piano economico, adesso intendono farci pagare sul piano del nostro diritto alla rappresentanza. Questo non è possibile. Sia il problema che la soluzione, se le cose stanno così, vanno a discapito nostro. Ed è veramente importante che le persone capiscano questo, che la sobrietà della politica non passa assolutamente attraverso il taglio della rappresentanza e dunque il taglio del diritto del cittadino ad essere rappresentato laddove si decide di lui. Questo è il punto. Niente, penso che veramente sia necessario un grande senso di cittadinanza per capire questo. Non è la difesa della casta, è la difesa del Parlamento come istituzione che rappresenta i cittadini, è una cosa molto diversa. Grazie. Grazie Lucia Chessa. Marco Ligas sarà sicuramente d'accordo con me nel ritenere che in caso di vittoria dei sì, la rappresentanza politica della Sardegna sarà annientata e destinata a scomparire dai luoghi della decisione. Marco Ligas, anche lui fa parte dei comitati sardi per la democrazia costituzionale, che hanno condotto una battaglia contro la compressione della democrazia connessa con la legge truffa regionale, perché è importante ricordarlo e ricordarlo sempre che la nostra regione era già compromessa da una pessima legge elettorale regionale antidemocratica che era nata per escludere le minoranze non alleate con le coalizioni più votate. Marco Ligas. Sì, va bene. Inizio il mio intervento così, riferendo così un invito che mi hanno fatto alcuni vecchi compagni, vecchi amici, i quali mi hanno detto: badate che siamo alla vigilia delle ferie d'agosto e quindi è opportuno anche viverle con serenità e piacere. Giustissima questa sollecitazione, questo invito. Io ho risposto naturalmente dicendo: certo, siamo d'accordissimo, cerchiamo di vivere queste ferie in questo modo, ecco, però nello stesso tempo cerchiamo di non dimenticare che fra un mese e mezzo noi siamo chiamati ad esprimere un giudizio, una valutazione su un fatto che è importantissimo e che in qualche modo potrebbe ridimensionare
così le nostre libertà, la nostra democrazia. Perché questo? Perché io adesso col mio intervento non voglio dire non ho delle cose nuove da aggiungere a quanto si è detto tutti questi mesi, però voglio ribadirne alcune che ritengo molto importanti e sulle quali dovremo appunto lavorare sino a quando ci saranno le elezioni, compresa anche le ferie di agosto, nei limiti in cui questa cosa è possibile. Ecco, io ritengo che la decisione del governo di accorpare il referendum sul taglio dei parlamentari con altre elezioni politiche e amministrative sia una scelta sbagliata che ridimensiona il valore e il ruolo della Costituzione. Non c'è dubbio su questo. Mi sembra opportuno ripetere preliminarmente quanto sostiene il Comitato per il No, o i comitati per il No. Le elezioni del 20 e del 21 settembre, così come sono predisposte, affrontano temi diversi e quindi è chiaro che produrranno effetti diversi. E queste cose, queste diversità, chiaramente metteranno gli elettori in difficoltà. Su questo non c'è dubbio. Quindi accorpare questi due temi, cioè elezioni amministrative ed elezioni per la riforma, per il referendum sulla Costituzione, è un errore molto, molto grave. La cosa curiosa è che molti dicono che così che questa scelta è stata fatta, viene fatta, è stata proposta e approvata anche dal Parlamento nelle 2 elezioni che ci sono state, perché rappresenta nell'aggiungere, nel mettere assieme, nell'accorpare questi due tipi di elezioni. È stata fatta per una questione di risparmio. È curiosa questa affermazione. Io dico che mi sento di riprendere un'affermazione che fa frequentemente anche Massimo Villone, e di cui abbiamo parlato recentemente anche sul Manifesto Sardo. Massimo Villone dice: non si misurano le istituzioni in base ai costi, perché un paese che vuole delle istituzioni efficienti deve misurare i costi in ragione della funzione che svolgono le istituzioni. Non si può ragionare in modo diverso, tanto più che nel caso specifico delle elezioni previste per settembre, il risparmio che ci sarebbe minimo, o quasi ridicolo. Ecco, allora se questa affermazione è vera, ci sarebbe da vedere perché la riduzione del numero dei parlamentari rappresenta l'unica opportunità che garantisce il risparmio. Ecco, pensiamo un attimo alla spesa pubblica del governo, attraverso retribuzioni. Questa cosa qui, questo fatto qui è importantissimo. Pensiamo alla spesa pubblica, dicevo, del governo attraverso retribuzioni sproporzionate concesse a tutto l'apparato pubblico, politico, amministrativo, economico e anche militare. Il ridimensionamento di queste retribuzioni non potrebbe che essere una buona opportunità per ridurre le spese. E allora perché non viene fatta questa scelta? Perché si dice che si risparmia soprattutto se accorpando i 2 tipi di votazioni si risparmia un po'? È paradossale, non è convincente. Il progetto politico che ha portato al taglio di 1/3 della rappresentanza parlamentare, così senza ascoltare alternative, osservazioni, dimostra piuttosto che l'obiettivo è un altro, è quello che dicevo prima, cioè ridimensionare la rappresentanza parlamentare
proprio quando invece andrebbe rilanciata. Se poi valutiamo come il taglio dei parlamentari andrà sommato alle prossime, alle norme elettorali che noi abbiamo in vigore, diventa poi ancora più evidente la ferita che viene fatta alla democrazia e ai diritti dei cittadini. La legge elettorale vigente è caratterizzata da una forte quota maggioritaria. Questa cosa qui, questo fatto qui non viene ricordato. 3/8 dei seggi avverrà attraverso il rispetto, l'uso di una quota meridionale, maggioritaria. Ecco, questo dato estremamente negativo è, come ricordava Roberto prima, mette così le regioni più deboli così in una condizione di ulteriore emarginazione. Se noi pensiamo che ci sarà questa riduzione di 1/3 dei rappresentanti istituzionali anche nel Mezzogiorno e quindi anche in Sardegna, siamo costretti a ribadire che così la riforma serve soltanto, la riforma sulla quale voteremo serve soltanto a dare minore potere, minore rappresentanza a tutti i cittadini e invece un maggiore potere a chi governa. E questa è una cosa abbastanza grave, perché mentre anche questa è un'affermazione che viene ripetuta frequentemente dai rappresentanti del Comitato o per il No. Dicevo, è molto grave perché mentre in passato, sino a qualche decennio fa, la democrazia, la partecipazione dei cittadini avveniva attraverso delle strutture intermedie, partiti, sindacati, associazioni culturali, eccetera. Da un po' di tempo a questa parte queste rappresentanze qui sono entrate in crisi, non esistono più. Ci sono gruppi che sono sempre meno rappresentativi della volontà dei cittadini. E sulla base di questa presenza di questi gruppi così ridimensionati si cerca di determinare una linea, una linea politica, culturale che emargina sempre di più i cittadini meno rappresentati, che sinora sono meno rappresentati. Ecco, allora, io a questo punto, mentre parlo, sto guardando anche il tempo che sto usando. E ancora qualche minuto, Marco. Qualche minuto, cerco di usarlo rapidamente. Ecco, per tutte queste ragioni che ho esposto, ecco, c'è da porsi una domanda molto importante, secondo me. Perché nei media si parla poco di questo referendum? Perché? C'è una ragione particolare? Accidenti se c'è. È vero che le conseguenze della pandemia sono molto dure e vengono pagate soprattutto dalle classi sociali più deboli, che già stanno subendo queste conseguenze. Però la ragione principale mi pare che sia anche di questo silenzio di chi porta avanti delle attività così di informazione. La cosa più grave, gli aspetti più gravi sono quelli per cui sono questi gruppi minoritari che finiscono per avere un ruolo più rilevante, più importante, e tant'è vero che non è un caso che chi governa, chi risponde della nostra autonomia e della nostra democrazia è continuamente, molto spesso, molto frequentemente si trova in fasi conflittuali. Noi non abbiamo da un pezzo, e non è un dato positivo questo, non abbiamo più un governo che si muove in modo unitario sugli obiettivi comuni, no. Abbiamo un governo che all'interno del quale si manifestano sempre delle posizioni differenti, a volte anche contraddittorie. Ecco, è incredibile che, per esempio, proprio in questi giorni
Matteo Renzi, che già di guai ne ha combinato parecchi, e strizzi l'occhio a Berlusconi per portare avanti i suoi progetti. Ecco, io penso che questa tendenza la dovremmo contrastare, e la dovremmo contrastare così in modo netto, in modo preciso. Ecco, anche nel corso di queste ferie che noi abbiamo diritto di trascorrere in modo sereno, tranquillo, anche nel corso di questi giorni, di queste settimane, non fosse altro perché il 20 di settembre ci saranno le elezioni, dobbiamo fare in modo di mantenere e consolidare, mi rendo conto quanto sia difficile questo, consolidare i rapporti con la società, con i gruppi sociali che sono presenti nei nostri territori, che sono gli unici che poi possono dare una risposta così soddisfacente a quelli che sono i bisogni, le esigenze che noi sottolineiamo. Credo di essere stato dentro il tempo. Sì, Marco, grazie. Vi ringrazio e vi saluto. Grazie Marco Ligas. La parola ora a Vittoria Gheno, un'attivista del Comitato per il No e anche una delle portavoce dell'associazione che promuove l'esercizio consapevole della cittadinanza digitale Insieme in Rete, un'organizzazione di cui davvero se ne sente l'esigenza, perché lo abbiamo detto tante volte anche nelle nostre dirette del Manifesto Sardo Live, ciò che abbiamo di fronte è una dimensione culturale che ci spinge sempre di più verso una deriva populista, una deriva fatta di linguaggi violenti e di intolleranza, che parte purtroppo non solo da il senso comune dei cittadini, ma dalle nostre organizzazioni, alcune organizzazioni politiche in maniera abbastanza pericolosa. Vittoria Gheno. Allora, intanto grazie ancora al Manifesto Sardo per l'invito, insomma, che mi avete rivolto. Per me è un grandissimo piacere poter partecipare a questo dibattito anche così denso e così alto nei suoi slanci e così anche prestigioso. Quindi grazie di nuovo a nome mio e a nome anche di Insieme in Rete e del Comitato Abbassano Non Si Taglia, di cui insomma ho l'onore insomma di essere la portavoce. E proprio sulle derive populistiche e demagogiche io ritornerò spesso nel corso del mio intervento, però voglio partire appunto da una considerazione. Questa riforma, se ci pensiamo bene, è oligarchica ed è oligarchica in tanti sensi. I due che mi vengono in mente sono quello del merito. Abbiamo visto il taglio di un terzo, insomma, della rappresentanza parlamentare e anche del metodo, scusate. C'è un taglio che è raggiunto senza un criterio e senza un motivo. In realtà, però, secondo me, un motivo di fondo lo possiamo ritrovare, lo possiamo ricercare e ci viene in mente soprattutto se pensiamo alle parole di Casaleggio che diceva che presto insomma del Parlamento non si sarebbe più sentita la necessità, oppure anche le parole di Giorgetti nel meeting di Rimini del 2018 che a me rimasero molto impresse, che disse appunto che il Parlamento non era più sentito dai cittadini. Ecco, noi siamo di fronte ad una discussione che per queste ragioni non possiamo assolutamente affrontare nei termini del populismo e della demagogia, perché è una discussione che ci portiamo avanti certamente da decenni ed è quella dell'organizzazione delle istituzioni ed è anche quella dell'organizzazione, se ci pensate, della rappresentanza e del valore della rappresentanza. E queste non sono questioni appunto che possiamo delegare a quelle che vediamo essere chiacchiere da bar oppure comunque commenti spesso da parte di haters sui social.
E la ragione è perché il Parlamento è il cuore del nostro sistema democratico ed è sempre più urgente fare sì che questo ruolo sia rivitalizzato, sia custodito e sia anche in un certo senso compreso in una nuova chiave di fronte a quelli che sono i cambiamenti che per carità la nostra società ci pone di fronte. Però il Parlamento non deve avere un ruolo, secondo me, passivo di fronte a questi cambiamenti, deve anzi avere la possibilità e la forza e l'energia di farsi motore di questi cambiamenti, deve essere il protagonista di questi cambiamenti, anche del cambiamento di se stesso. Penso che chi promuove, appunto, è stato detto, chi promuove questa riforma lo promuove in una chiave di punizione della cosiddetta casta, anche se i parlamentari, appunto, e il Parlamento fu messo in Costituzione dai nostri padri, insomma, dai padri della nostra Repubblica, in una funzione di libertà. Però in verità la punizione, appunto, non verrà appunto verso la casta, ma verrà verso i cittadini, cioè saranno i cittadini e i territori i primi ad essere penalizzati da un taglio come questo. E questo è perché è promosso da quei soggetti che della casta fanno già parte, cioè quei soggetti che sono già all'interno delle istituzioni, che sono già all'interno degli enti pubblici, che sono già all'interno per esempio della RAI, ed questa è anche una risposta del perché nel dibattito pubblico non se ne sente molto parlare. Un altro tema su cui io volevo agganciarmi è quello dell'Election Day, il famoso Election Day. Ecco, questa è un altro sintomo del perché questo taglio viene portato avanti, insomma, a tutti i costi. Noi sappiamo e abbiamo visto, insomma, che sembrava non esserci abbastanza convinzione, diciamo, per andare a votare per il taglio dei parlamentari, votando sì, e quindi il Movimento 5 Stelle può essere anche che abbia fatto una mossa tattica, nel senso agganciandola ad altre consultazioni elettorali in modo da fare un po' di effetto traino per non perdere appunto questa battaglia che per loro è identitaria. Però l'accorpamento, ed era già stato detto prima, di un accorpamento simile non si era mai avuto traccia, non si era mai visto appunto un accorpamento del referendum e delle elezioni nella storia della Repubblica. E questo non è un caso, è perché è davvero inopportuno riunire in un'unica consultazione, diciamo, due istituti che sono diversi tra di loro, cioè un istituto di democrazia rappresentativa come sono le elezioni e un istituto di democrazia diretta come può essere il referendum. In questo caso la distorsione è ancora più grave perché siamo di fronte appunto ad una differenziazione elettorale, cioè solo alcuni dei territori sono interessati da consultazioni di tipo elettorale. Quindi anche questo condizionamento che inevitabilmente ci sarà da parte delle elezioni nella tornata referendaria sarà diversificato dal territorio a territorio, e questa è un'ulteriore distorsione. Il fatto poi di accorpare determina anche una complessità nell'organizzazione del dibattito, questo era già stato accennato, perché è difficile informare ed è difficile essere informati, ed a maggior ragione è difficile in un contesto appunto di silenzio dell'opinione pubblica in cui ci troviamo. Lo diceva Lucia Chessa prima, e io ho assolutamente condiviso la sua riflessione. Secondo me il punto è che si vuole estromettere in un certo senso anche i cittadini da un dibattito un po' più complesso e fuori probabilmente dai canoni che sono i canoni del populismo. Però la decisione di strumentalizzare il dibattito può essere utile, come dicevamo prima, a quelli che sono i promotori, insomma, del taglio dei parlamentari. Vediamo quindi che il quadro è desolante, però io mi sento di portare una fiaccola di speranza, e nella mia esperienza ho visto che tanti giovani si sono attivati a favore del no al taglio dei parlamentari. Lo è un esempio il Comitato Nostra,
che è un comitato nato appunto dai giovani, ed è l'esempio anche la bassissima età anagrafica di tanti comitati territoriali. E questo perché probabilmente noi giovani ci, come possiamo dire, sentiamo su di noi la preoccupazione per quello che può essere il nostro futuro, per quello che può essere il futuro della nostra democrazia. Riusciamo probabilmente ad avere un po' più di timore nei confronti di quelli che possono essere gli effetti distorsivi a lungo termine che Vittoria, credo che si sia interrotto il collegamento. Vediamo. Sì. Provo a rimuoverla e farla rientrare. Voi non la sentite, vero? La rimuovo e la faccio rientrare. Vittoria, ci senti? Va bene, andiamo avanti. Tra l'altro è peccato per questa interruzione, perché il discorso di Vittorio era veramente bello, soprattutto quando ha evidenziato come i giovani sentono su di loro il futuro della democrazia, e questo è evidente anche da alcune organizzazioni informate. Ciao Vittoria, rieccoti. Ti ridiamo la parola per la conclusione del tuo ultimo intervento. Sì, guarda, mi sono persa l'attimo in cui, perché mi sono resa conto che stavo parlando e forse qualcosa era fermo, quindi non mi dico, cioè non so neanche dirti fino a dove avete sentito voi. Quindi stavi parlando del comitato Nostra, che tra l'altro inviteremo nella nostra prossima iniziativa, nella nostra prossima diretta, insieme ad altre organizzazioni che ci piacerebbe coinvolgere. Certo. Sì, dicevo appunto che i giovani sono quelli che si stanno dando un po' più da fare, almeno dal mio punto di vista, cioè c'è una grande, come posso dire, c'è un grande attivismo dei giovani su questo tema, più di quanto lo abbia visto in passato, e questo è testimoniato appunto da Nostra e anche dalla bassa età anagrafica di tantissimi comitati con cui ho avuto il piacere insomma di intrattenere rapporti, e questo è dato secondo me anche dal fatto che ci sentiamo un po' più vicini gli effetti distorsivi che potrebbero esserci in futuro, ce li sentiamo un po' più sulle spalle, ma probabilmente anche dato da un altro fatto, cioè nel senso ci sentiamo appunto di non avendo legami altri, di assumerci un po' la responsabilità di portare anche avanti una battaglia che è impopolare. E credo che questa battaglia la portiamo avanti anche per tante forze politiche e tante realtà che sarebbero contrarie a questa riforma, ma che non hanno probabilmente lo slancio e il coraggio di riuscire a prendere una posizione. Infatti questa riforma si è votata nell'imbarazzo specialmente delle forze progressiste, insomma, che hanno dovuto insomma sottostare un po' a un ricatto nella formazione del governo, ma anche di tante altre forze che probabilmente non sarebbero state convinte di votare questo taglio, ma che per non assumere posizioni impopolari hanno deciso appunto di votare sì. Questa riforma poi, mi avvio insomma alla conclusione, si basa su alcuni falsi miti che abbiamo già smentito, il mito del risparmio, e abbiamo visto che è assolutamente irrisorio, posto che si voglia dare un costo alla democrazia, che assolutamente credo sia una cosa assolutamente inopportuna, il miglioramento della classe politica e il miglioramento del funzionamento del Parlamento. Sul punto del miglioramento della classe politica, qualcuno dice meno saranno, più sarà possibile scegliere i migliori. Ecco, questo non è assolutamente vero, lo sappiamo perché conosciamo i meccanismi di selezione della classe dirigente che ci sono all'interno dei partiti. Spesso appunto si manda in Parlamento chi è sempre più disposto, insomma, e meglio disposto nei confronti del capo. E per quanto concerne invece il miglioramento del funzionamento del Parlamento, non è assolutamente così, perché noi sappiamo che
i parlamentari svolgono la maggior parte del loro lavoro all'interno delle commissioni, e quindi venendo a ridurre il numero dei parlamentari vi sarà un sovraccarico di lavoro sui membri che sono già all'opera, diciamo, e questo determinerà assolutamente, insomma, come conseguenza naturale dei ritardi, e i ritardi appunto potrebbero arrivare addirittura a vanificare quello che era il risparmio che si era promesso. Quindi la riforma non si cura in realtà di quelle che sono le criticità del funzionamento del Parlamento, e su queste è necessario intervenire con alcune modifiche dei regolamenti parlamentari, modifiche che si sono provate a portare avanti nella scorsa legislatura, che hanno spesso dimostrato l'indisponibilità politica di quegli stessi soggetti che ora motivano il taglio con appunto il migliore funzionamento delle istituzioni. Per quanto riguarda i territori, voi avete già detto tutto, perché appunto siete uno dei territori che probabilmente da questa riforma risulterà più svantaggiato, e quindi non mi sento di tornare, e mi avvio velocemente alla conclusione. Questa riforma è il segno appunto di una tensione, di un interesse verso il sistema presidenzialistico. Lo abbiamo visto in questi anni con il cambiamento dell'organizzazione all'interno dei partiti, tutto focalizzato su una figura di un capoforte al comando, ma lo stiamo vedendo di fatto anche nel funzionamento effettivo di quelle che sono le istituzioni. Oggi purtroppo non è più il governo esecutivo di una volontà del Parlamento, ma semmai il contrario, e questo è dettato appunto dall'abuso dei decreti legge, dall'abuso delle questioni di fiducia, dal fatto che spesso al governo ci siano segretari di partito in grado di condizionare appunto i parlamentari, e quindi i parlamentari inevitabilmente sono esautorati dal loro ruolo, ed inevitabilmente viene appunto da dire che si possono e si potrebbero tagliare. Secondo me appunto il nodo che noi che sosteniamo il no dovremmo affrontare è quello di riportare al centro del nostro sistema, trovare il modo di riportare al centro del nostro sistema il Parlamento e la sua centralità, la sua capacità di essere rappresentativo dei cittadini. Non possiamo cambiare la Costituzione se non siamo disponibili, se non abbiamo il coraggio di cambiare la nostra classe politica, di cambiare noi stessi, di cambiare il modo in cui noi facciamo politica. E io credo, in conclusione, questo il punto su cui voglio lasciare un po' più di enfasi, è che rivitalizzare e valorizzare di nuovo il Parlamento è una scelta che è prettamente politica, e quindi noi dobbiamo fare sì appunto che anche la politica riveda e rivaluti il ruolo del Parlamento e lo ponga di nuovo al centro del proprio agire all'interno delle istituzioni. Scusate se mi sono dilungata, scusate per il problema tecnico. No, Vittoria, grazie a te per il tuo prezioso intervento. Intanto saluto il nostro Danilo Lampis, consigliere comunale del comune di Ortueri, e ora do la parola a Biase D'Andrea, il responsabile organizzazione dell'Unione degli Studenti. Che cos'è l'Unione degli Studenti? È un'associazione studentesca di ispirazione sindacale che riunisce studenti e studentesse delle scuole superiori e si riconosce nei principi dell'uguaglianza sociale, della democrazia, della laicità e della solidarietà e dell'antifascismo, e in generale nei valori della sinistra. Sono gli stessi valori in cui si riconosce il Manifesto Sardo, e non è un caso che il Manifesto Sardo abbia da sempre sostenuto e collaborato con le reti locali dell'Unione degli Studenti. Biase D'Andrea. Buonasera a tutte e tutti, mi sentite? Purtroppo non mi vedete perché ho problemi con la videocamera. Mi sentiamo benissimo. Perfetto.
Innanzitutto ringrazio il Manifesto Sardo per questa iniziativa, forse una delle poche iniziative politiche sul no al referendum, e mi associo con questo alle riflessioni che prima di me si facevano sull'assenza di un dibattito politico su questa riforma costituzionale, e condivido anche tutte le valutazioni di merito che si facevano rispetto a questa questione. Provo a fare una riflessione in realtà che parte un po' da lontano, cioè da quando nasce il tema dei costi della politica sostanzialmente. Nel nostro paese il tema del costo della politica probabilmente nasce nel 1992 con l'esplosione dell'inchiesta condotta da Tonino Di Pietro e gli altri magistrati milanesi sulla questione appunto della corruzione della politica e di conseguenza anche di tutti i soldi che nella politica giravano rispetto al mondo degli appalti, dell'imprenditoria, eccetera. E da lì forse, come dire, emerge fortemente nel paese una rabbia sociale nei confronti del mestiere della politica. Se prima veniva visto come un elemento di nobiltà da un punto di vista etico, seppur le questioni morali venivano poste già dagli anni 70-80, evidentemente dagli anni 90 la questione del costo della politica viene assolutamente messa al centro di tutti quei movimenti che sull'antipolitica ci hanno costruito consenso e come dire, sono riusciti a governare questo tipo di rabbia sociale, che all'epoca poteva essere il Movimento Sociale Italiano, poteva essere la Lega Nord, che negli ultimi anni questa necessità di ridurre i costi della politica sarà rappresentata soprattutto dal Movimento 5 Stelle, è un dato oggettivo, così come è un dato oggettivo che ad oggi, se da un lato si pone la questione del costo, dall'altro c'è un'evidenza, cioè la politica la può fare solo chi se la può permettere. Nel momento in cui lo Stato non deve avere nessun tipo di il tema anche del finanziamento pubblico ai partiti, come si è andato a evolvere? Parte dalla questione che i partiti non vanno finanziati perché sono corrotti e possono corrompere, per arrivare a tutto quelli che sono stati gli ultimi 20 anni della Seconda Repubblica, se si può chiamare così, a una politica che può essere fatta solo dai grandi imprenditori capitalisti del nostro paese, che può essere fatta solo da grandi reti di comunicazione che riescono ad arrivare tramite sponsorizzazioni e, se vogliamo, anche uso improprio e poco etico dei social network a più persone possibile. Nel frattempo le sedi di partito chiudono, nel frattempo la politica si allontana fortemente dalla città, e anche quei partiti che, se non sono nati su quest'onda, ma hanno avuto una storia diversa, hanno abbandonato totalmente quello che era il contatto con la cittadinanza, quella che era banalmente la riunione della domenica, che vedeva nel mio paesino del Molise 8 sezioni di partito differenti che nel bene o nel male comunque si confrontavano su temi politici che potevano essere locali, regionali o nazionali. Non esistendo più tutto questo, esiste solo la questione del costo, come se fosse una cosa da tagliare il più possibile. E io credo che dietro questo spauracchio del costo della politica, sul quale si muove evidentemente un grande pezzo di rabbia sociale nel nostro paese, ma non solo, quella famosa rabbia sociale che manda al diavolo l'elite dal 2008 in poi, cioè dall'esplosione della crisi economica dovuta al crollo dei mutui subprime in America. E quel mandare al diavolo l'elite, io credo che rispetto a questo referendum costituzionale ci ponga in una forte contraddizione. Nella misura in cui, se nel 2016, come si faceva giustamente prima un paragone, c'è stata una forte risposta di popolo contro quella che era una riforma che veniva percepita come antidemocratica, come costruita dall'elite contro il popolo sostanzialmente, perché poi anche il risultato elettorale successivo al referendum 2016 è stato quello sostanzialmente, cioè aver premiato i partiti che non erano composizione di maggioranza di governo, in quel caso la Lega Nord di Matteo Salvini,
e soprattutto il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio. Ad oggi ci troviamo in una posizione totalmente differente, cioè che chi vuole difendere la Costituzione da questo attacco, che come si diceva era un attacco disorganico, un attacco che non tiene minimamente conto della rappresentatività delle aree interne, ma non solo, cioè si taglia un terzo dei parlamentari senza nessun tipo di schema, quando giustamente si diceva se il tema erano i costi della politica, si poteva fare una riduzione dello stipendio dei parlamentari tramite dei regolamenti senza stravolgere la Costituzione, evidentemente, seppur anche lì nel Novecento rispetto allo stipendio del parlamentare si poneva una cosa fortemente etica, cioè il parlamentare non deve essere corruttibile e per questo lo stipendio deve essere buono, posto che evidentemente il ruolo del parlamentare, anche, come dire, il senso di intraprendere la vita politica nel corso della Repubblica Italiana è stato totalmente stravolto, proprio perché fare politica non significava più rappresentare le istanze del proprio popolo, andare a risolvere i problemi delle persone, ma significava andare in un luogo in cui si potevano spartire i propri interessi. Ed è questo il tema che noi dobbiamo provare ad aggredire, rispetto non solo a un tentativo di difesa della Costituzione, seppur i sondaggi rispetto a questo election day sono lapalissiani e nonostante questo dobbiamo, come dire, concentrare tutti i nostri sforzi, ma dobbiamo essere consapevoli del fatto che o in questo paese, soprattutto dalle nuove generazioni, emerge una forte battaglia sul senso dell'applicazione della Costituzione, che va dal riempire di contenuto e anche di finanziamenti evidentemente gli enti locali, che sono quelli che sono stati svuotati negli anni, che sono quelli che hanno perso di valore di rappresentatività, di senso eccetera, attraverso, come dire, una forte mobilitazione popolare che vuole avere le istituzioni vicino, che può essere il tuo comune, che non deve essere più solo il luogo in cui io vado a chiedere di pagare le bollette quando non ho i soldi, sostanzialmente, che deve essere la provincia, una provincia che ad oggi non ha più nessun senso di esistere. Per via che come dire, si dava per scontato nel 2016, non so chi se lo ricorda, della certezza della vittoria del referendum costituzionale, per cui dell'abolizione delle province. Infatti 2 anni prima c'era stata la legge Delrio, no? Che aveva di fatto definanziato totalmente le province. Ad oggi ci troviamo con un referendum che noi abbiamo vinto, per cui le province esistono ancora, ma le province non hanno più soldi. Difatti, faccio un esempio, rispetto all'edilizia scolastica noi siamo in tremenda difficoltà, perché come sapete bene l'edilizia scolastica è di competenza provinciale. Nel momento in cui andiamo a costruire come Unione di Studenti, Senato Studentesco, un'avvertenza sull'edilizia scolastica, ci risponde semplicemente le province non hanno più soldi per gestire questa situazione, bisogna parlare direttamente con il governo, bisogna fare direttamente un progetto europeo PON, e di conseguenza è molto più difficile provare a risolvere i problemi, proprio perché gli enti locali non stanno più esistendo. E io credo che rispetto a tutte queste questioni noi da un lato dobbiamo provare il più possibile in questo mese e mezzo a costruire una narrazione differente rispetto a quella che c'è su questo referendum che, come dire, di cui non sta parlando nessuno se non i comitati per il no da un lato, cioè tutte quelle forze politiche che sono contrarie a questo referendum evidentemente, non lo dicono perché ci si gioca la maggioranza di governo su questa questione, essendo, se vogliamo, la battaglia prioritaria, una delle battaglie prioritarie del Movimento 5 Stelle. Da un lato questo, cioè una politica che rispetto al no non esiste, dall'altro una necessità evidentemente di porre una narrazione diversa, che è una narrazione di chi vuole difendere l'elite, perché penso che nessuno di noi voglia difendere le elite, i privilegi eccetera, ma la sfida vera è come riusciamo a costruire una cornice che sia fortemente democratica rispetto alla questione dei costi della politica. La politica deve avere un costo, nel senso che la politica deve essere fortemente vicina ai cittadini e a quelle che sono le esigenze vertenziali di essi. E questa è una sfida che, come dire, è centrale ad oggi, perché se non saremo capaci noi in questo momento di costruire questo tipo di risposta, per via definitiva quelli che una volta erano partiti che si basavano appunto sulla rappresentatività territoriale, sul numero di sedi aperte, sul numero di iscritti, eccetera, eccetera, definitivamente diventeranno uno staff di comunicazione nazionale composto da segreterie fatte di personalità
e non di rappresentatività territoriale da un lato. Dall'altro invece sorgeranno e moriranno nuovi movimenti basati sulle sponsorizzazioni, cioè sulla quantità di soldi che io riesco a mettere nei social network per arrivare a più persone possibile, basate sulle fake news, che sono, come dire, un tema fondamentale che hanno stravolto il dibattito politico nel nostro paese, dalle questioni migranti alle questioni casta, banalmente, e non solo. Quindi questi sono i temi da, come dire, da affrontare se vogliamo davvero costruire un dibattito, come dire, che sia convincente per le persone e che non veda noi come meri difensori di un'elite che sicuramente non ci rappresenta. Quindi mi limito semplicemente a dare questo tipo di contributo, posto che tutte le questioni più tecniche venivano poste sul referendum, cioè il fatto che si risparmiano 57 milioni l'anno, cioè un caffè a persona, il fatto che tagliare un terzo dei parlamentari riduce esclusivamente la rappresentatività del Parlamento e non il costo della politica, seppur la politica debba, sebbene io non sono d'accordo a vedere la politica come un costo, cioè tutti questi elementi sono veri, ma non credo che basti questo, nel senso che non abbiamo banalmente gli strumenti comunicativi sufficienti per costruire una narrazione esclusivamente su questo. O si costruiscono degli elementi mobilitativi che partono dalle singole vertenzialità locali per arrivare a una discussione generale su che cosa significa applicare la Costituzione con tutti gli articoli che riguardano lo Stato sociale nel nostro paese nel 2020, come questa cosa si collega banalmente a quello che sta succedendo ad oggi rispetto all'accordo sul Recovery Fund, come gli enti locali tornano ad avere un ruolo fortemente politico sui territori. Se noi siamo capaci di costruire questo tipo di cornice, che è molto complicata e organica, allora abbiamo delle speranze. Non so se per vincere questo referendum costituzionale, sicuramente abbiamo delle speranze per aprire un dibattito politico nel paese che, come dire, provi a invertire la rotta del populismo da questo punto di vista rispetto alla questione dei costi della politica. E vi ringrazio ancora. Grazie a te, grazie a Biase ed Andrea, grazie al contributo dell'Unione degli Studenti. Il nostro auspicio è che noi, le nostre organizzazioni, gli studenti e le studentesse ci ritroveremo in altre numerose assemblee in tutta la Sardegna e in tutta Italia per sostenere le ragioni del no al referendum. Alcuni chiedevano tra i commenti della chat, della diretta, dove fosse finito Andrea Pubusa. Allora, per motivi personali, Andrea Pubusa e Tonino Dessì non saranno presenti nella diretta di questa sera, ma saranno presenti in altre dirette che abbiamo già pianificato per, insomma, le prossime settimane. Questa infatti non è l'ultima, ma è la prima di una lunga serie di iniziative, di dirette che ci accompagneranno per tutto agosto. Prima di dare la parola a Luigi Pandolfi, volevo ricordare per precisione che in Sardegna l'Election Day riguarderà solo il referendum e le elezioni suppletive del Senato. Luigi Pandolfi, che rappresenta l'organizzazione per la sinistra e per un'altra Europa, anch'essa è un'organizzazione molto vicina ai valori del Manifesto Sardo, che ha lottato durante il referendum costituzionale del 2016 e che da sempre ha una visione contrapposta a quella del populismo autoritario, che soprattutto all'interno di questa cornice del referendum vuole separare le cittadine e i cittadini dalle istituzioni. Da sempre questa organizzazione si batte contro l'idea di riduzione della domanda politica, della partecipazione degli elettori. Effettivamente ha ragione Marco Ligas nel riportare le parole di Massimo Villone. Oggi i soggetti politici, i partiti sono ridotti a
ectoplasmi ininfluenti, soprattutto se guardiamo ciò che accade a sinistra. Luigi Pandolfi. Sì, grazie Roberto e grazie al Manifesto Sardo per questa opportunità per condividere insieme alcune riflessioni e provare a trasmettere, ecco, all'esterno queste riflessioni per rianimare o animare un po' un dibattito che non esiste intorno a questo referendum, che invece è un referendum molto importante. E non a caso io penso che il silenzio intorno a questo appuntamento ecco, sia una sorta di corollario di una iniziativa che trova in questo referendum l'approdo finale, ma che ha le radici in un tempo ben più lontano, come si provava a dimostrare anche nell'ultimo intervento che mi ha preceduto, ecco, facendo riferimento alla stagione di Mani Pulite per arrivare poi a quella della grande crisi economica del 2008-2012, sulla quale io ritornerò tra poco. Sul piano, ecco, strettamente formale, non aggiungo altro, perché è stato detto più o meno tutto, diciamo, rispetto alle alterazioni che questo referendum o l'esito positivo, ecco, di questo referendum comporterebbe. Ci sarebbe sicuramente un'alterazione della qualità della nostra democrazia e un'alterazione del rapporto tra rappresentanza e territori, tra rappresentanza ed elettori. Ma io aggiungerei anche un altro elemento. Prima o poi andremo a votare e io penso che attraverso questa riforma, con questa riduzione a casaccio dei parlamentari, si rischierebbe di mettere in mano a forze politiche pericolose un grimaldello per scardinare la nostra democrazia e la nostra Costituzione, perché dalle proiezioni, ecco, che vengono fatte in questo momento viene fuori in maniera chiara, ecco, che con una riduzione dei parlamentari come quella che prevede, ecco, la riforma sulla quale saremo chiamati ad esprimerci, ci sarà sicuramente, insomma, un quadro politico e di maggioranza in Parlamento che potrebbero rappresentare un serio pericolo, una seria minaccia, ecco, per la nostra democrazia, per l'idea che hanno della democrazia e della nostra Costituzione. Quindi il pericolo scampato allo scorso referendum tornerebbe prepotentemente adesso, se appunto si andasse in questa direzione, ecco, di uno stravolgimento in qualche modo della rappresentanza nel nostro paese. Però io, ecco, volevo condividere con voi una riflessione che va anche oltre gli aspetti tecnico-giuridici e legati esclusivamente, ecco, alla rappresentanza. Chi mi ha preceduto si è avvicinato molto alla questione del rapporto tra narrazione populista e rappresentanza in qualche modo della rabbia sociale. Io sono d'accordo con questa lettura, aggiungendo che bisognerebbe riflettere molto sul fatto che l'onda demagogica, antipolitica, populista nel nostro paese si sviluppa, cresce, tracima addirittura in un periodo particolare della nostra storia, che è quello che ha visto anche il nostro paese al centro di una crisi economica drammatica, quella iniziata nel 2007-2008, dalla quale non siamo poi nemmeno pienamente usciti negli anni successivi. Quindi lo sviluppo di questa tendenza
avviene in un momento, ecco, che è caratterizzato dai contraccolpi della crisi e della gestione di quella crisi all'insegna di politiche di austerità, di attacchi ai diritti dei lavoratori, di svalutazione del lavoro. E quindi questo che cosa ha comportato e cosa dovrebbe indurci, ecco, a pensare? Che in fondo non sappiamo quanto volutamente, ma insomma la realtà è questa, questo grande malessere sociale che si è sviluppato nel paese, che è figlio, ecco, di una stagione di grande crisi economica e sociale, è stato ad un certo punto incanalato, no? Su un sentiero che ne ha depotenziato in qualche modo la capacità conflittuale, no? L'Italia non ha conosciuto negli anni passati movimenti di resistenza, ecco, alle politiche di austerità e alla gestione austeritaria della crisi, come per esempio in Spagna o in Grecia o in altri paesi europei. La rabbia e il malessere hanno trovato uno sbocco, ecco, che è stato di sterilizzazione della loro forza. E questo secondo me è un elemento importante sul quale insistere. Quando Biase d'Andrea diceva noi dobbiamo cercare di contrapporre una narrazione diversa alla narrazione che sta alla base di questa storia, ecco, ha ragione, e noi dovremmo cercare in qualche modo di far passare un principio, che è appunto questo, cioè la lotta o la guerra alla casta, ai privilegi della politica, è stato un diversivo in questi anni, è stato uno strumento quasi consapevolmente utilizzato per evitare che nel nostro paese quel malessere di cui parlavo prima potesse trasformarsi in qualcosa di diverso, e cioè in una proposta politica di alternativa all'esistente. Io ricordo le parole di Grillo, per esempio, di qualche anno fa, quando diceva che noi del Movimento 5 Stelle abbiamo evitato, ecco, che nel nostro paese la rabbia potesse sfociare in violenza o addirittura in sovversione o in derive autoritarie. Non era scontato, ecco, che questo accadesse. Poteva accadere anche, per esempio, che appunto questa grande sofferenza sociale che si è acuita con l'ultima crisi che abbiamo alle spalle poteva diventare l'humus per la crescita e lo stabilizzarsi nel nostro paese di una proposta politica di alternativa. E quindi il principio che dovrebbe passare è proprio questo. Certo, diceva Lucia Chessa, io sono d'accordo, noi non dobbiamo presentarci come coloro che sminuiscono il tema della sobrietà della politica, ci mancherebbe altro, però dobbiamo avere anche la capacità di smascherare l'inganno, che è questo, cioè quello di indicare obiettivi che non sono quelli che vanno nella direzione della rappresentanza degli interessi materiali dei ceti più colpiti dalla crisi in questo paese. E oggi la crisi è una crisi che si rinnova per effetto del Covid, e quindi entriamo in una nuova fase che riproporrà in maniera moltiplicata i problemi che abbiamo vissuto nel recente passato. Adesso ragioniamo su cosa si potrà fare con i soldi dell'Europa, sull'uso che se ne potrà fare di queste risorse. Io sono molto pessimista da questo punto di vista, l'ho scritto anche in alcuni articoli recenti, perché alla base, ecco, della pianificazione nazionale ci sono degli elementi che non lasciano ben sperare. Il governo ha varato di recente il cosiddetto piano nazionale di riforma, che dovrebbe rappresentare una sorta di canovaccio preliminare per il recovery plan da presentare
a settembre, e in questo piano si ripropone la solita visione, le solite ricette, tutto dal lato dell'impresa, dell'offerta, della flessibilità, per non dire della precarietà, e quindi insomma tutto questo, diciamo, depone in maniera negativa per un approccio ottimistico, ecco, a quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi. E mentre questo paese non esce pienamente dalla crisi precedente, anzi con le ferite di quella crisi entra nella nuova crisi che sarà più drammatica, la politica rinnova, ecco, questo inganno attraverso un referendum necessario, ovviamente, ma attraverso una riforma che sposta di nuovo l'attenzione su elementi assolutamente non importanti ai fini della tutela, dicevo, degli interessi materiali degli uomini e delle donne in carne ed ossa. Quindi ecco, ribaltare questa narrazione tossica che ha intossicato le coscienze di milioni di persone in questo paese. Prima dando una messe di voti enorme al partito che ha cavalcato più efficacemente con questi temi, senza trascurare il fatto che alla base dell'altro populismo, in fondo, ci sono elementi che nascono dalla stessa radice, dallo stesso terreno di coltura. Anche il populismo di Salvini, ecco, questo voglio dire, che sposta l'attenzione di nuovo sui migranti e quindi i poveri più poveri messi in contrapposizione ad altri poveri, è sempre lo stesso discorso. Quello che manca è appunto una capacità delle forze di alternative che non hanno, peraltro nel nostro paese, il giusto peso, la giusta forza. Manca, ecco, una capacità di ribaltare, dicevo, questa narrazione per far sì, ecco, che i veri problemi vengano affrontati senza diluirli o in qualche modo sterilizzarli, ecco, attraverso campagne populistiche e demagogiche come quelle che delle quali, ecco, stiamo parlando questa sera. Quindi io mi fermo qui, Roberto, per dire che uno dei temi, ecco, che dovrebbe emergere nelle settimane che ci separano dal voto è anche questo. Va benissimo, ecco, il tema della rappresentanza, dell'alterazione, ecco, della qualità della nostra democrazia, che è l'elemento centrale della questione. Però bisogna iniziare a dire, ecco, come stanno le cose, ecco, da dove nasce tutto questo, perché siamo arrivati a questo punto, ecco, a cosa è servito tutto questo nel nostro paese. Prima, diciamo, di questa riforma, gli attacchi sistematici alla democrazia ai livelli più bassi, per esempio, se ne è fatto cenno, le province, i comuni, gli stessi enti intermedi, no, che svolgevano funzioni particolari nei territori, tutti frantumati, distrutti, no? Sull'onda, ecco, di questa idea per cui, insomma, tutto ciò che politica e rappresentanza è solo costo, privilegio e sottrazione di risorse che potrebbero andare magari in un'altra direzione. Ora arriviamo al cuore della democrazia, al Parlamento, ma il tema è sempre quello, sostanzialmente. Io penso, insomma, che dopo tutti questi anni di ubriacatura, ecco, di populismo e di demagogia su questi temi, ed oggi che la crisi morde più di prima, ecco, sarebbe venuto veramente il momento di agire su questo terreno per, come dicevo prima, smascherare definitivamente un inganno che tanti danni ha prodotto e sta producendo al nostro paese. Grazie Luigi, grazie per il tuo intervento. Diamo la parola adesso a
Danilo Lampis, giovane amministratore locale del comune di Ortueri e già, credo, responsabile organizzazione dell'Unione degli Studenti, se non sbaglio. Sì, giusto Danilo? Buonasera, si sente? Si sente? Sì. Sì, Sì, ti sentiamo benissimo, Danilo. Ok, buonasera a tutti. Scusatemi per il ritardo, ma è sopraggiunto un impegno. Penso che il dibattito abbia già sviscerato largamente tanti temi e pertanto, anche nell'ottica di non appesantire ulteriormente la discussione, volevo fare una riflessione un po' più generale su proprio sulla storia politica dell'ultimo trentennio che ci ha portato a questa situazione e, a mio avviso, su quali sono le linee di intervento politico che bisogna mettere in atto per opporvisi. Nel senso che siamo, ma questo non è ora, ma è una tendenza di lungo tempo, siamo alla fine della democrazia dei partiti, dell'epoca delle neutralizzazioni, della modernità politica, come le chiamava quella figura un po' controversa qual era Carl Schmitt, e questa che i partiti svolgevano una funzione di raccoglimento delle istanze, di sintesi e di articolazione all'interno dei territori, di spostamento dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto di determinate appunto bisogni che c'erano nella società, eccetera. Abbiamo subito una frammentazione dei cicli produttivi, l'avanzare della precarietà, la deindustrializzazione, il cambiamento del mondo del lavoro che ha cambiato anche le figure sociali presenti e una difficoltà oggi di rappresentarle appunto come si poteva fare nel periodo fordista. C'è stato un attacco neoliberista e un utilizzo anche dello Stato, delle istituzioni per operare dei tagli, per aprire una fase di privatizzazioni, per appunto aprire dei nuovi spazi di valorizzazione. Ecco, tutto questo ha prodotto una crisi della rappresentanza, un'impotenza dei governati. C'è una percezione di impotenza dei governati e ha inaugurato l'epoca della diffidenza, della sfiducia nei confronti delle istituzioni e l'unica soluzione possibile e immaginabile per le maggioranze sociali, sempre più impoverite, era quella della democrazia della sorveglianza, no? Ovvero sorvegliare affinché il potere mi danneggi il meno possibile, perché del bene è difficile che riesca a farlo. E su questo io penso che la crisi di rappresentanza si sia anche appunto trasformata pian piano in una crisi di legittimità delle istituzioni, no? Anche perché sono stati fatti dei tagli, hanno perso delle capacità di dare risposta, di essere responsabili nei confronti dei cittadini, e si sia inaugurata adesso come risposta dei grandi poteri economici quella di operare una torsione oligarchica delle istituzioni. Istituzioni che da un lato sembra che pian piano gli venga sottratto appunto un terreno di decisionalità, perché si sposta su altri piani, il piano europeo, il piano mondiale, su agenzie internazionali, istituzioni, i mercati finanziari. Dall'altro c'è appunto accompagnata a questo una progressiva tecnicizzazione del potere politico, nel senso che quando le masse nel Novecento hanno fatto irruzione all'interno degli enti locali, all'interno dello Stato con i partiti di massa, hanno anche messo in discussione appunto il fatto che la politica la dovessero fare soltanto i professionisti, ma la politica la potevano fare tutti acquisendo capacità ed entrando
all'interno dei temi, studiando, e questa cosa sta sempre venendo meno, è venuta meno, ha prodotto appunto questo vulnus. E siamo appunto in una fase dove stiamo assorbendo le varie come dire, negatività di una situazione che potremmo definire quasi di post-politica, nel senso che non è la politica intesa come conflitto e dialettica delle istanze all'interno di uno spazio pubblico, quindi vissuto da una comunità, sta sempre venendo meno, ma su tutti i livelli. Dal livello comunale passando per quello regionale e nazionale. Ecco, tutto questo ha prodotto una situazione dove inevitabilmente la maggioranza della popolazione si è progressivamente sentita abbandonata. Un tema che ricorre quando si dibatte con il cittadino appunto che guarda le cose che si vengono fatte è il tradimento. È la parola chiave, secondo me, una delle parole chiave rispetto alla politica di questi ultimi 2 o 3 decenni, è il tradimento delle proprie aspirazioni, dei propri bisogni personali e collettivi, il figlio che non riesce, che è precario, che non riesce a trovare uno sbocco, e le pensioni, il non poter andare in pensione, e il fatto che non c'è stata la deindustrializzazione e non si sono trovate delle alternative. La politica in maniera bipartisan per la maggioranza delle persone ha tradito le persone, e c'è un ripudio. Ecco, su questo come si risponde? Come si è risposto? Le persone, io credo che rispondano oggi più che mai, alcuni lasciando il voto, altri facendo un uso contundente della matita elettorale, nel senso che se la politica mi ha deluso, mi ha fatto del male, mi ha lasciato solo, mi ha lasciato dimenticato, soprattutto nei margini sociali e territoriali di questo paese, ebbene io l'unica cosa che posso fare è vendicarmi nei confronti della rappresentanza che ha tradito. E su questo io penso che bisogna, come dire, avere un approccio critico nei confronti di questo tradimento, ma non dimenticarsi una cosa: io credo profondamente che la maggioranza delle persone si senta tradita per i diritti sociali che non ci sono più, per il lavoro che manca, per le condizioni dei nostri territori. Ecco, quella che viene identificata come una politica progressista di sinistra avrebbe tanto spazio se facesse veramente, se fosse capace di raccogliere queste istanze. E mi avvio verso la seconda parte, l'ultima della mia riflessione, dicendo alcune cose. Io penso che siamo appunto in un momento che da paese a paese cambia profondamente, ma che è un momento che continua ad essere populista, aperto alla rottura di equilibri istituzionali consolidati dal dopoguerra ad oggi. E il problema è che questa rottura, questa messa sotto stress delle istituzioni della democrazia liberale, vengono fatte da destra. Come si diceva prima, è molto preoccupante il fatto che questo referendum si instrada all'interno di una tensione oligarchica e presidenzialista della democrazia parlamentare. Però io dico un'altra cosa: ecco, noi possiamo dirci che questo referendum vuole consolidare, per tutto quello che ci siamo detti, una tendenza già in atto all'interno della società, no? Già in atto lungo questi decenni. Si vede dal come votano le periferie, da come non votano anche tanti settori della società, o da come votano, come stavo dicendo prima, con l'ottica appunto di vendicarsi nei confronti di coloro che vengono identificati come responsabili. Ecco, io penso che il referendum accentua questo referendum e ci dovrebbe essere preoccupazione a una svolta autoritaria.
Però come rispondere a questo? Io penso che ci sia tanto da fare, ci sia da aprire dei dibattiti sui territori per il poco tempo che ci resta, ma che bisogna avere alcune convinzioni. La prima è che non è inutile rivolgersi alle forze politiche di maggioranza, o di maggioranza intendo anche intendo maggioritarie, non di maggioranza, poiché condividono questa trasformazione, nonostante le differenze e i mal di pancia che ci sono in alcune, ma bisogna parlare veramente alle maggioranze sociali interessate da questo referendum. Secondo punto, non bisogna apparire come i difensori dell'ordine costituito. La dico veramente tagliando con l'aceto il ragionamento, ma come dire, la difesa della democrazia io credo che non passi da un ripetere che il Parlamento funziona con un largo numero di parlamentari. Il tema non è quello, il tema è la rappresentanza delle differenze, delle minoranze che non verrebbe garantita, e soprattutto il fatto che appunto, lo dico a mo' di slogan, bisogna, credo, sul fronte del no, appropriarsi riconoscere la crisi della rappresentanza, parlare proprio a chi non si sente rappresentato, e dire: guarda che io capisco la situazione, del resto tanti di noi si sentono poco rappresentati dalle attuali forze politiche all'interno dalle scelte che hanno fatto in questi ultimi decenni. Assumiamo il fatto che c'è una crisi della rappresentanza, che c'è una mancanza di idee nuove, di proposte radicali, però riconosciamo questo e dobbiamo dire: questi qua vogliono decidere i soliti, vogliono decidere ancora di più e sempre più pochi, vogliono essere in pochi a decidere sulle nostre teste. Bisogna essere diretti nel acuire anche, giocare sulla sfiducia nei confronti di una parte maggioritaria della classe politica, perché se si appare come difensori dell'attuale classe politica, perché questo è il rischio, ecco, ci si apre al rischio di non incidere, di non salvaguardare appunto lo spazio che è il Parlamento. E chiudo su questo dicendo che se guardiamo nell'ottica di lungo periodo, indipendentemente dall'appuntamento referendario, io penso che la rivitalizzazione della avvenga costruendo nuove forme di partecipazione fuori anche dalla Camera del Senato. Cioè, noi siamo nel nostro paese in una democrazia a bassa intensità sotto tanti punti di vista. Finché non ci saranno organizzazioni politiche in grado di raccogliere la sfiducia, di trasformarla in speranza, di costruire dei programmi che sappiano rispondere alle sfide decisive dei prossimi decenni, io credo che appunto non si riuscirà a risignificare l'importanza della rappresentanza, che sia parlamentare, che sia nei consigli regionali. Finché non ci sarà un'irruzione degli esclusi, di chi si sente dimenticato, ecco, io penso che si farà molta fatica a difendere quello che è un sistema imperfetto, qual è quello attuale, perché ha tanti deficit, ma che comunque è un sistema certamente migliore di quello che si vede all'orizzonte, che è un sistema molto più autoritario, oligarchico, che non lascia spazio alle minoranze, non lascia spazio alle tante differenze politiche e al pluralismo con il quale è stata disegnata la nostra democrazia, con tutte le sue imperfezioni, ma che certo è migliore di quella che si preannuncia.
Grazie. Grazie a Chiudo te, qua. grazie a te, Danilo. Vogliono essere in pochi a decidere sulle nostre vite. Hai perfettamente ragione, dovrebbe essere questo, secondo me, uno degli orientamenti mediatici e politici su cui dovremmo far comprendere alla società che ci circonda e alla realtà quotidiana che ci circonda, che è questa la vera sintesi di questo referendum e di quello che c'è davvero in gioco. Io saluto Danilo Lampis, saluto tutti i nostri ospiti e le nostre ospiti, Lucia Chessa, Marco Ligas, Piazza ed Andrea, Vittoria Gheno e Luigi Pandolfi. Saluto e ringrazio tutte le persone che sono rimaste collegate fino a adesso, 1 ora e 34 minuti. Questa diretta si potrà rivedere nelle prossime ore, nei prossimi giorni, sia sulla nostra pagina Facebook, sia su il sito del Manifesto Sardo e anche la nostra pagina YouTube. Vi diamo appuntamento alle prossime dirette del Manifesto Sardo Live, che saranno tutte ad agosto concentrate su il tema del referendum. La nostra idea è di coinvolgere più voci, più rappresentanti non tanto di organizzazioni, ma di voci della società, le dimensioni della società. Noi pensiamo come Manifesto Sardo che una battaglia come quella per la democrazia si possa vincere unendo tutti i conflitti sociali. La questione democratica deve essere affrontata in prima persona non solo da coloro che si battono per la democrazia, non solo i giuristi, i costituzionalisti, ma il movimento femminista, il movimento ecologista, il movimento degli studenti, tutte le dimensioni della società, compresa anche quella che si batte per l'autogoverno e l'autodeterminazione della Sardegna. Vi saluto. Buona serata a tutte e tutti. Grazie a voi.